serata. Complimentandoci per la riuscita della serata. Passiamo al nostro ballo. Allora, noi oggi seguiremo uno dei vari balli che si eseguivano nelle piazze di Nuoro, Zunugoreju. A Nuoro il ballo in piazza scompare a metà Novecento, mentre continua a vivere all'interno di feste private fino ai giorni nostri più o meno. Il ballo a Nuoro è caratterizzato dal cerchio. Oggi purtroppo per il numero esiguo di coppie non potremo rappresentare il cerchio, ma rappresenteremo un semicerchio, indicare appunto il cerchio. Il ballo è caratterizzato da una compostezza e da una parte più seria e da una parte più movimentata. Comunque in ogni caso il ballo non è eccessivamente caratterizzato da movimenti, diciamo, allegri, se così possiamo definirli. Il ballo è caratterizzato da un movimento del bacino che a Nuoro viene chiamato Zimprinzada, e inoltre gli unici mutazioni a quello che era il cerchio era l'andare avanti e indietro di varie parti del cerchio fino a congiungersi con l'altra parte. Inoltre le coppie a turno entravano all'interno del cerchio e giravano l'uno davanti all'altro, e su richiesta dei vari componenti che si trovavano nel cerchio la donna o il cavaliere venivano sostituiti. Buona visione. Grazie a Marcello. Benissimo, sul Nugorejo Antico, gruppo Altopardi.